a metà Ottocento la fondazione di una scuola di latinità e retorica, ginnasio, a Santo Lussurgio, istituita grazie ai cospicui lasciti, terreni, bestiame e case di Pietro Paolo Carta e Giovanni Andrea Meloni, ai quali in seguito si aggiunsero quelli di Luigi Cherchi e Niccolò Carippa. Al fine di gestire i lasciti per la fondazione della scuola si costituì l'Ente Morale Carta Meloni nel 1901. La scuola fu gestita dai padri Scolopi e successivamente, dopo tante vicissitudini, dai Salesiani nel 1906. La scuola durò fino al 1972. I Salesiani fecero diventare il paese un importante centro culturale della Sardegna e tra gli alunni della scuola ricordiamo Antonio Gramsci. Nel 1978 fu istituito il privato liceo linguistico Carta Meloni, cui seguì il tecnico commerciale per il turismo. L'ente interruppe definitivamente l'attività formativa nel 2000. Il Carta Meloni prese avvio dal lascito dell'allevatore lussurgese Pietro Paolo Carta Ledda, il quale volle nel suo paese una scuola secondaria superiore. Nel suo testamento dichiara di voler donare il suo ricco patrimonio alla sua patria per far sì che venga istituita a Santo Lussurgiu una scuola di latinità e retorica in cui si faccia anche un'ora settimanale di agricoltura per i giovani che un giorno vorranno fare gli agricoltori. Nel 1842 i padri Scolopi accettarono di realizzare la scuola voluta da Pietro Paolo Carta e nel 1844 viene redatto l'atto di fondazione del collegio, in cui avrebbero dovuto avere la sede le scuole, un convitto per gli studenti di altri luoghi e la comunità docente dei religiosi. Grazie all'aiuto dei sacerdoti lussurgesi, la comunità religiosa scolopina nel 1852 dà inizio al suo impegno di istruzione a Santo Lussurgiu, organizzando prima la scuola elementare, fondamentale per l'inizio della scuola di latinità e retorica. Nel 1863 il legato di Pietro Paolo Carta si accresce con i beni lasciati da Giovanni Andrea Meloni. Egli istituì come eredi universali dei suoi beni i patri Scolopi. Nel 1866 gli Scolopi furono costretti ad abbandonare il paese a causa della legge del nuovo Regno d'Italia che sopprimeva le congregazioni religiose. Di fatto, il demanio voleva impadronirsi del collegio, che si trovò nel primo punto di svolta della sua vita. Il comune di Santo Lussurgiu dimostrò che i legati di Pietro Paolo Carta e Giovanni Andrea Meloni non erano stati testati per l'ordine religioso, ma per l'istruzione di latinità e retorica, e ottenne, grazie al Tribunale di Oristano, l'amministrazione dei legati e la gestione della scuola. Dunque iniziò una nuova vita per la struttura che prese il nome di ginnasio. Al fine di garantire la continuità delle attività didattiche mediante uno specifico ente riconosciuto, il re Vittorio Emanuele III firma il decreto che istituisce l'ente morale Carta Meloni, col fine del mantenimento di un pubblico ginnasio. Ai primi del Novecento riprese quindi l'attività del ginnasio. Il periodo di crisi era forte e non si riuscivano ad avere dei professori che fossero disposti a mettere radici a Santo Lussurgiu. Furono ancora una volta gli Scolopi a decidere le sorti del ginnasio. Si offrirono per riprendere la direzione scolastica e di aprire un convitto per accogliere i giovani che affluivano dagli altri paesi. In quegli anni il ginnasio riprese ad essere una scuola ben qualificata e portò al paese un flusso di convittori da tutta l'isola. Nel 1920 la congregazione ritirò i padri che formavano il ginnasio e ci fu l'ennesima chiusura della scuola. Dopo un anno si avviarono le pratiche con la congregazione salesiana per la riapertura del ginnasio convitto. Il convitto assunse un'importanza fondamentale per far fiorire nuovamente il ginnasio
perché la sua presenza attirava molti giovani di altri paesi. Il ginnasio riprese a funzionare, ma nonostante la presenza del convitto, gli allievi i primi anni furono pochissimi. I salesiani avviarono iniziative che coinvolsero tutta la comunità lussurgese. Infatti, con la scuola iniziò subito l'oratorio. L'ampliamento dei locali era ormai diventata una necessità. C'era bisogno di nuovi studenti, poiché le rette non erano più sufficienti a gestire le forti spese del collegio. Da queste problematiche nacque un accordo fra ente comune e congregazione salesiana. Questi ultimi ottennero dei finanziamenti da parte del comune e la cessione gratuita del caseggiato, con la condizione di ampliarlo e mantenere la funzione di collegio che sarebbe stato frequentato gratuitamente dai giovani lussurgesi. Di fatto a Santo Lussurgio nacque un istituto di istruzione classica intestato ai fondatori Cartameloni. Si creò un movimento molto forte attorno alle vicissitudini del collegio. Difatti ci si rese conto che il mantenimento di una istituzione così importante nel comune di Santo Lussurgio poteva portare rilevanti vantaggi a tutta la comunità. Grazie a questa convenzione e a molti cittadini benefattori si realizzarono tutti i progetti di completamento della struttura. Gli investimenti moltiplicarono le iscrizioni e negli anni di permanenza dei salesiani centinaia di giovani provenienti da tutta l'isola frequentarono prima il ginnasio e poi la scuola media parificata a Cartameloni. Fu in quegli anni l'ampliamento della struttura. Viene elevato il secondo piano, viene costruito al lato del collegio un edificio destinato ad alloggio delle suore, che vennero chiamate a prestare la loro opera di supporto al convitto, sbrigando i lavori di cucina e lavanderia. Viene eretta la chiesa intestata a Don Bosco ed i locali dell'oratorio. Vengono sistemati i campi sportivi. Il collegio, più di prima, era diventato una realtà molto importante per il paese, che accoglieva vantaggi dal punto di vista socio-educativo ed economico. Il livello di socialità che veniva a crearsi era sicuramente molto alto, per quanto l'oratorio fosse riservato solo agli esterni. Molte altre attività erano collettive e si aveva la possibilità di conoscere nuove persone, fare nuove amicizie. Per quel che riguarda il fattore economico, personale, Lussurgese riusciva a trovare lavoro dentro il convitto, veniva macellata la carne lussurgese, gli acquisti venivano fatti nei negozi del comune e le visite dei genitori degli studenti riempivano gli alberghi. C'era un forte interscambio tra comunità e salesiani, che insieme organizzavano la festa di San Giovanni Bosco, a cui partecipavano anche persone dei paesi vicini, soprattutto parenti dei collegiali. L'apertura della scuola media pubblica statale in tutti i comuni fu deleteria per l'istituto salesiano. La presenza degli alunni interni si era fortemente ridotta e non era più possibile mantenere i patti della convenzione. Quindi i salesiani lasciarono il collegio e Santo Lussurgio nel 1972. Nonostante l'addio dei salesiani, ormai la presenza dell'istituto era diventata un importante fattore di sviluppo e crescita per il comune di Santo Lussurgio. Si creò un forte movimento attorno alle idee del professor Diego Are, che nel 1945 aveva fondato il Movimento Internazionale di Unione e Fraternità. La popolazione si rese conto di alcuni fattori importanti. Si dovevano stabilire contatti con il resto della popolazione, si doveva partecipare alla vita del paese e della società, darsi una formazione moderna e adatta all'ambiente nel quale intendevano intervenire, favorire il risveglio delle coscienze e la crescita democratica, studiare le possibilità per superare lo stato di sottosviluppo del paese e la frattura tra tecnica e pratica fra gli intellettuali, contadini e pastori. Negli anni successivi partecipò a questo movimento un gruppo di lussurgesi e non solo, di cui facevano parte sacerdoti, insegnanti, studenti universitari ed un imprenditore, intenzionati a costruire una cooperativa culturale con l'obiettivo di avviare attività scolastiche di vario genere nei locali del collegio. Gli anni passavano, ma sebbene lente subisse un continuo passaggio di testimone, l'impronta culturale rimaneva sempre.
Era il tratto distintivo del collegio, era diventato l'organo principale di sviluppo e motore di crescita, non solo culturale, ma economica e sociale. Nel 1976 fu costituita la cooperativa culturale Carta Meloni, che prese in gestione i locali del collegio e ne fece un centro di promozione umana e culturale ad indirizzo pedagogico cristiano e a prospettiva europeistica ed internazionale. Venne articolato in istituti di educazione secondaria e superiore, con il liceo linguistico europeo che aveva un biennio valido anche per gli altri studi scolastici, un convitto per gli studenti, seminari di studio, un oratorio festivo, iniziative culturali e soggiorni sociali, mostre d'arte ed artigianato, una cattedra linguistica e storie sarde, una mensa per gli studenti e docenti, altre iniziative di sviluppo economico e socioculturale. Fu un grande successo e il collegio riprese a vivere. Le iscrizioni furono aperte anche alle ragazze che si videro in netta maggioranza rispetto ai ragazzi. Sull'onda del successo venne aperto anche l'Istituto Tecnico per il Turismo e la Scuola di Musica. Quindi arrivarono altri giovani da tutta la Sardegna e molte famiglie del paese trassero vantaggio nell'ospitare gli studenti in qualità di zionati. Professori, operai, cuoche e inservienti lussurgesi trovarono occupazione e l'intero paese si avvantaggiò dalla cresciuta disponibilità finanziaria. L'istituto divenne famoso in tutta la Sardegna e tutti i giovani in cerca di istruzione trovavano terra feconda a Santo Lussurgio. Si raggiunse il perfetto mix tra artigianato, allevamento, produzione e cultura, orientati da una visione che portava allo sviluppo del paese. Purtroppo, sul finire degli anni 90 ci fu l'ultimo e decisivo periodo di crisi che portò alla definitiva chiusura del collegio. La causa di questa crisi fu il diffondersi dell'insegnamento delle lingue e l'apertura di nuove scuole commerciali ad indirizzo turistico in varie parti della Sardegna. Gli studenti diminuirono e non furono più abbastanza per portare avanti le iniziative. Fino al 2005 l'ente morale IPAB, istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Carta Meloni, gestisce i beni tra cui il collegio, dovendo poi soccombere, seguito della legge regionale numero 23 del 2005 e successive conseguenze, sino alla definitiva soppressione dell'ente e trasferimento di tutte le proprietà al comune di Santo Lussurgio nel 2013. Le iniziative per ridar vita ad un edificio così importante per la storia di Santo Lussurgio furono tante, ma purtroppo senza alcun esito. La storia ci parla di uno spazio pieno di vita che accoglieva studenti e persone da ogni parte della Sardegna e dell'Italia. Uno spazio in cui era possibile imparare, confrontarsi, collaborare, sentirsi una vera e propria comunità. Dal 2001, anno di chiusura definitiva dell'istituto, gli eventi e le attività svolte all'interno dell'edificio e negli spazi esterni sono stati molto sporadici e diventarono sempre più rari con il passare degli anni. Oggi è solo un grande edificio abbandonato e anonimo, che per quanto abbia ancora tanto da dire, è il segno di un passato splendore
e della decadenza odierna. La storia dell'ente Carta Meloni e del suo collegio è molto lunga e articolata da vicissitudini che hanno in qualche modo cambiato il volto di Santo Lussurgiu. Il tratto rilevante di tutti questi anni però è stato dato dalla cultura. Nella prima metà dell'Ottocento Santo Lussurgiu era un paese che viveva di agricoltura e allevamento. Le poche finanze a disposizione delle famiglie non permettevano l'iscrizione alle scuole private e l'istruzione era più che un'utopia. Le donazioni di Carta Meloni offrirono una nuova prospettiva alla comunità, che da lì seppe evolvere e trovare nuove professioni. Il collegio ha assunto nel tempo una forte valenza identitaria, diventando per la società locale un importante patrimonio della collettività. Passarono gli anni e cambiarono le prospettive, ma la crescita economica e le attività culturali trovarono sempre origine in esso.